Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Un nuovo tentativo di evasione, questa volta dal carcere di Busto Arsizio. Forse spinto dallo spirito di emulazione per quanto compiuto ai Miogni di Varese il 14 febbraio scorso, o forse mosso esclusivamente dalla propria creatività, un giovane nordafricano detenuto dopo una condanna per spaccio di droga ha provato a fuggire usando lenzuola legate fra loro. Non è riuscito e il tentativo è fallito. La polizia infatti ha trovato l'improvvisata corda dotata di 2 ganci di metallo avvolte in un grande asciugamano e ha sventato il piano di fuga. Spiega il direttore della casa circondariale Bustocca, Orazio Sorrentini. La sorveglianza diretta vale sempre più della videosorveglianza. Stiamo indagando per capire come abbia portato il materiale nella zona dedicata all'ora di Aria e lo abbia gettato oltre il primo muro. Un sovrintendente ha notato il tutto e ha evitato l'evasione. Ora sarà opportuno un trasferimento. Allarme bomba a Malnate. È scattato nel pomeriggio da una telefonata. C'è una bomba in una banca del centro, è stato l'avvertimento. I carabinieri si sono quindi precipitati in Piazza Repubblica, dove sono presenti le filiali di 2 istituti di credito, delimitando l'area con del nastro bianco-rosso e mettendo quindi in sicurezza i residenti e i passanti. È stato chiesto anche il supporto dei colleghi cinofili e artificieri di Milano. L'operazione è ancora in corso. Ancora un caso di cronaca. È ricoverato in gravissime condizioni al circolo di Varese un uomo di 66 anni precipitato oggi con il parapendio. L'incidente è accaduto poche ore fa, intorno alle 15:30, a Vergiate. Il piccolo velivolo a motore si è scantato al suolo di Via dei Prati. Ancora da accertare le cause, se sia stato un errore o un guasto a provocare la caduta. Sul posto, con i carabinieri della compagnia di Gallarate, sono intervenuti il personale sanitario del 118 con l'elisoccorso e i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo che hanno messo in sicurezza la zona. Spostiamoci ora a Varese, dove un 34enne varesino è stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione per aver rubato una carrozzina. Lo ha stabilito il giudice Alessandra Sagone, così come richiesto dal pubblico ministero Davide Toscani. I fatti risalgono al 19 gennaio 2020. L'uomo, che ha diversi precedenti, era in ospedale per un trauma al ginocchio, ma stancatosi di attendere la visita ha rubato una carrozzina e ha cercato di tornare a casa. Covid, il bollettino quotidiano appena emesso dalla Regione, indica che oggi in Lombardia si registrano 9.540 nuovi positivi a fronte di 91.356 tamponi processati. C'è un leggero calo dell'indice di positività, oggi è al 10,4%, ieri si è assestato al 10,7%. Sono in aumento però i ricoveri nei reparti ordinari, stabili quelli in terapia intensiva. Milano e provincia guidano sempre la graduatoria con 2.314 casi, dei quali 1.483 nel capoluogo, mentre Varese è al terzo posto con 915. Chiudiamo il nostro notiziario con una notizia meteo. La seconda parte di marzo sarà asciutta. Ci avviciniamo alla primavera senza pioggia. Dal centro geofisico prealpino di Varese spiegano che la perturbazione atlantica conclude oggi il suo transito sul nord Italia e che da domani l'anticiclone in arrivo dalla Libia si spingerà verso le Alpi, richiamando aria più mite, mentre la bassa pressione sul Mediterraneo occidentale dovrebbe interessarci marginalmente giovedì e venerdì, con ancora cieli nuvolosi, anche se con piogge deboli o assenti addirittura. Insomma, non arriveranno le precipitazioni abbondanti in grado di dare un minimo di sollievo ai terreni rinsecchiti e ripulire l'aria. Intanto domani è previsto sole con banchi nuvolosi irregolari in dissoluzione già dal mattino. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 13 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.